Il maltempo è finito, almeno così sembra, ci sarà una tregua per tutta questa settimana fortunatamente, ma adesso è iniziata la conta dei danni e che danni, ce ne sono stati tantissimi su tutto il litorale friulano, colpite le zone da Grado a Lignano, da Marano, poi anche fino a Trieste, insomma Aquileia. Ne abbiamo viste insomma di immagini in questi giorni, vogliamo fare la conta dei danni, vogliamo capire quello che succederà, anche le conseguenze a Lignano. Sabbiadoro, e qui insieme a me Alessandro Marosa che è il vice sindaco, che oltretutto ha anche la delega, se non sbaglio, alla protezione civile, quindi si trova già con un ulteriore impegno. Buonasera a tutti gli amici Telefriuli. Allora, prima di tutto Marosa, andiamo a sentire le parole di Riccardi, che oggi è venuto sia a Lignano insieme al presidente Federica, a Lignano e Grado. Sentiamo un po' quello che ci ha dichiarato ai microfoni di Telefriuli per capire un po' quali saranno le prossime mosse della regione. Poi faremo il punto della situazione sul litorale friulano. A poco più di un anno da Vaia, la Regione si augura che il governo agisca nello stesso modo per poter affrontare le criticità causate dai nubifragi di questi giorni. Adesso aspettiamo il decreto del governo, dentro lì ci saranno le condizioni, io mi auguro che siano la riproposizione del modello Vaia, quindi il decreto, le risorse, il commissariamento affidato al Presidente della Regione in uno schema che credo abbia dato i risultati che tutti conosciamo rispetto all'esperienza di un anno fa, che è stata molto più consistente, anche se questa con 500 mm in alcuni giorni non è stata una passeggiata, però il sistema ha tenuto, quindi vuol dire che gli investimenti che abbiamo fatto hanno reso quello che dovevano poter garantire e noi intendiamo proseguire anche con il viaggio di oggi. Abbiamo visto che ci sono ulteriori cose da fare, quindi se il governo ce lo consentirà noi continueremo in quella direzione. Ecco, due cose fondamentali ha detto Riccardi in queste interviste concesse a Isabella Gregorato. La prima, che il sistema ha tenuto, adesso volevo sapere direttamente da Marosa se effettivamente è stato così, però molte cose ci sono da fare. Io aggiungerei anche un altro tipo di domanda, se bisogna anche ricalibrare i propri progetti in base a tutti questi nubifragi che stanno avvenendo con sempre maggior frequenza. Effettivamente è sotto gli occhi di tutti che questi cambiamenti meteorologici e climatici sono la realtà. Una fotografia dello stato dell'arte naturalmente è quello che sempre di più ci troviamo ad affrontare questi eventi e allo stesso tempo ci siamo organizzati e ci stiamo organizzando perché è anche previsto dalla legge dunque l'idea di formalizzare il COC e tutte le funzioni che sono preposte ai vari strati del comune piuttosto che alle forze dell'ordine. Dicevo che da quando mi sono insediato 2 anni e mezzo fa... Volevo proprio sapere questo. Quante volte le è capitato di andare per strada e aiutare i cittadini? Diciamo che inizialmente mi dissero la delega alla protezione civile, non ti preoccupare, non succede mai nulla. Ecco, dopo 5 giorni ero in mezzo alla strada a bloccare il traffico personalmente perché dopo un fortunale degli alberi erano caduti da 2 anni, in via dei Continenti. È da 2 anni che è in giunta? Da 2 anni e mezzo. 2 anni esatto, e mezzo, sì. Quindi... Effettivamente in questi 2 anni e mezzo molto si è fatto. Molto si è fatto per rispondere a quelle che sono le normative di legge, ma soprattutto per rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri concittadini. Ripeto, una serie di elementi che sono protocollati permettono sicuramente di essere più funzionali nelle risposte rispetto a questi eventi che sono così importanti, così improvvisi e così ingenti dal punto di vista dei danni che provocano nelle località. Dicevi come dobbiamo comportarci rispetto a questo cambiamento. Esatto. Sicuramente la percezione e l'atteggiamento deve cambiare nel singolo cittadino che deve sostanzialmente dover reperire le informazioni, deve entrare nel DNA del singolo cittadino il fatto di andare nel link, nell'account della protezione civile e di informarsi rispetto a quelli che sono gli elementi dell'allerta, dell'allarme per cercare di prevenire anche rispetto alla propria proprietà privata, perché si sa che il pubblico non può arrivare ovunque. Soprattutto sul litorale dove le acque, abbiamo sentito anche Marco Virgilio, meteorologo, che aveva detto si sono alzate di 20 cm negli ultimi anni e questo pone un problema sostanzialmente nella zona del litorale. Altra cosa, il sindaco di Grado ha detto anche in un'altra intervista, abbiamo sentito a screenshot della scorsa settimana, ha detto c'è da chiedersi la resilienza dei cittadini che abitano in queste zone del litorale, devono abituarsi a questo tipo di situazioni che si possono creare, come per la questione delle abitazioni, quindi devono
devono attrezzarsi, chiamiamo così, insomma. Esattamente, diciamo sia a livello comunale abbiamo cominciato ad attrezzarci, a creare dei protocolli, a capire chi e che cosa deve fare, in che momento. E allo stesso modo il cittadino privato si deve attrezzare, deve cambiare la percezione, ripeto, sia nel reperire le informazioni e sia nel porre in essere quelle piccole condizioni che possono migliorare la propria condizione singola e che poi, diciamo, può far sentire quello che è il valore di squadra, perché tanti singoli possono diventare una squadra. Dunque questo è l'atteggiamento che probabilmente è quello che deve essere più diffuso e si dovrà diffondere tra la popolazione. 12 novembre è iniziato il tutto, no? Se non sbaglio, almeno a Lignano, più o meno, non lo so. Una settimana sciagurata. Una settimana fa. Cosa è successo? Allora, ricapitoliamo un po' tutti i danni che si sono avuti. Rispetto a quella, diciamo, che è stata un'allerta che inizialmente era gialla, poi trasformato in un preallarme arancio, con quella che doveva essere un'alta marea prevista in tutto nord Adriatico, si sono realizzate le condizioni perfette, una tempesta perfetta, 3 motivazioni: quella naturalmente della marea saggiziale, della perturbazione con una bassa pressione che spingeva veramente una massa d'acqua nel nord Adriatico, e il vento di scirocco impetuoso hanno generato un'alta marea che non si era mai registrata a Lignano Sabbiadoro, 173 centimetri sul livello medio del mare, un dato che non è mai stato registrato nel nostro specchio antistante. Un caso eccezionale, mi vengono i brividi a vedere queste immagini. Sì, a tutto ciò naturalmente si è aggiunto la potenza, la forza del mare con dei frangenti incredibili, per cui veramente i danneggiamenti che riguardano l'erosione su tutto il litorale, dunque veramente migliaia di metri cubi che sono spariti dalla spiaggia di Lignano, dunque parliamo degli 8 chilometri effettivamente. L'acqua che ha fatto l'ingresso per la prima volta nella storia di Lignano dall'argine perilagonare all'altezza del porticciolo dei residenti, una cosa che non era mai accaduta, effettivamente anche lì dovremo porre delle soluzioni a rimedio. Ecco, avete già pensato a qualche soluzione che dovete adottare in questi giorni, nei prossimi giorni? Perché comunque è vero, la stagione è a giugno, maggio, giugno, insomma, comincerà. Però forse uno dice, vabbè, siamo a novembre, insomma, mancano 6 mesi, però sembra lontano, ma non è così lontano, forse. Diciamo che la lista dei danni è, ce l'ha lunghissima. Qua, è lunghissima. Avete già preparato la lista con questo esattamente foglio? Della spesa, purtroppo, no? A parte la leggerezza, perché fortuna, diciamo che a livello di incolumità della vita umana non è successo niente, a parte la sera del 12 una famiglia è stata evacuata, allora voglio dire possiamo anche trattare quasi con leggerezza. Sicuramente con serietà rispetto a quella che deve essere la procedura di ripascimento, perché abbiamo una stagione alle porte naturalmente, sappiamo che la procedura è lunga, procedura complessa, l'idea è quella, dopo la visita del Presidente Federica, del Vicepresidente Riccardi e anche sabato scorso del dirigente Magda Uliana, di accelerare nello stato di emergenza, che speriamo venga proclamato poi dal Governo anche. Questo accelererebbe ulteriormente le fasi per arrivare al ripascimento? La procedura, però in realtà quello che è il termine al quale non si può derogare è quella delle analisi ambientali, che quelle devono essere rispettate. Cioè cosa accade? Sostanzialmente si dovrà fare un'analisi sulla sabbia da ripascimento con delle prove chimico-fisiche e biologiche affinché sia compatibile il sedime con il punto in cui verrà rimpascita la spiaggia. E questo porta via giorni, settimane, mesi? E naturalmente a seconda del laboratorio tutto ciò necessita veramente di parecchi giorni e settimane perché le prove arrivino a maturazione completa. Quindi voi avete oggi, incontrando Federica Riccardi, avete detto che bisogna accelerare questo percorso, cioè bisogna cercare dovete venirci incontro, altrimenti la stagione estiva comincia già a zoppicare? Ma questa è una priorità, non vogliamo creare sicuramente allarme, però siamo sul pezzo per poter trovarci già la prossima settimana con le infrastrutture della Regione, naturalmente con la protezione civile, per poter immediatamente porre in essere tutti quegli elementi che snelliranno e accelereranno le procedure naturalmente. Si diceva dei danni, i danni sono sicuramente giusto per ingenti, cercare di capire un po'. Avete fatto la conta? Sì, se parliamo di metri cubi rispetto a quella che poteva essere una stima iniziale che si aggirava intorno ai 50.000 cubi, in realtà l'abbiamo quasi triplicata, dunque si parla di 120-150.000 cubi, perché in realtà la zona della spiaggia che va da Terrazza Mare, in particolare dal Bagno Italia fino al Faro Rosso di Sabbiadoro, è stata cancellata. C'è un'erosione che in spessore e in altezza si avvicina al 1,5 metri di altezza, dunque veramente tantissimi cubi. Mai una cosa del genere è avvenuta in passato? No, confrontandosi con tantissimi operatori della
della spiaggia che lavorano anche da fine anni 70, mai era stata vista una marea toccare un livello così alto. Faccio per dire, a Pineta la linea più alta della marea è arrivata alle cabine della passeggiata, dunque una cosa che non si era mai vista. La spiaggia del Cursal è stata completamente erosa e l'acqua ha penetrato il fabbricato del Cursal nel sottoscala, dunque una serie veramente di elementi negativi, tra cui abbiamo visto le fotografie, purtroppo il faro che conduce, o meglio il pontile che conduce al faro rosso, che è rimasto veramente danneggiato in vari punti e per il quale bisognerà verificare quella che è la situazione strutturale prima di fare la conta dei danni, naturalmente. Poi molti sono i detriti che sono accumulati sulla spiaggia, per i quali si è già cominciata la pulizia, perché naturalmente bisogna liberare prima che arrivino magari dei colpi di bora e sotterrino e pregiudichino poi la qualità dell'arenile. La rimozione dopo da un costo? E quella lì verrà presa in carico sicuramente dai concessionari inizialmente e poi ci sarà una contrattazione probabilmente con gli organi politici regionali, ecco, diciamo. Quindi sostanzialmente la spiaggia è stata inghiottita da questa marea, il faro l'abbiamo visto, abbiamo parlato, ci sono altri danni di altri tipi di situazioni che si sono verificate, per cui avete fatto una conta generale di quanto potrebbe essere il danno complessivo? Certo, in questi giorni diciamo, stiamo completando una stima è spannometrica, naturalmente. Più o meno quanto potrebbe essere? No, non facciamo cifra ancora, perché stiamo andando veramente nei dettagli con le fotografie per avere diciamo un'idea generale di quello che è successo, però faccio per dire, a Terrazza Mare le piscine e gli idromassaggi della Lisages, la società d'area, sono stati diciamo portati via immediatamente perché rischiavano di essere veramente travolti dai flutti. Il presepe, il 30 novembre si inaugurerà il Natale da mare, il presepe fortunatamente si è salvato grazie anche ad un argine che era stato costruito, dunque c'è stata un'intercessione, ecco, diciamo, da questo punto di vista. Qualcuno dall'alto ho visto. Ci guarda, ecco. Anche il pontile di Rignano Pineta purtroppo ha rilevato dei danni, non alle strutture principali, però delle piastrellature che si sono diciamo scollate, piuttosto che dei bagni che sono stati divelti dalle mareggiate così potenti, fanno parte della conta dei danni, insieme a quelle che sono le darsene che stanno anche nelle zone golenali come Marina Punta Verde piuttosto che Marina 1, che sono state invase dall'acqua causando dei danni anche nei fabbricati, nei bagni, nelle docce che vengono utilizzate poi dai turisti durante l'estate, ecco. Ma Rosa, andiamo intanto in pubblicità, poi continueremo questo discorso per cercare di capire un po' come Lignano può, anche fuori stagione, comunque al di là di questi eventi, di questi fortunali, andare avanti e continuare la propria stagione. Certamente. Eccoci tornati a Screenshot, parliamo ancora di maltempo, certamente è passato, quantomeno sta dando una tregua, non è come gli altri giorni, si andrà verso anche giornate un po' più caldine, però è iniziata la conta dei danni. Qui abbiamo vicino a noi Alessandro Marosa che è il vice sindaco di Lignano, ne abbiamo visto anche nella prima parte quanti danni sono avvenuti sul litorale di Lignano, Sabbiadoro, Pineta e Riviera, magari continuiamo ancora per capire se ci sono altri danni che sono avvenuti oltre alla spiaggia e cosa state cercando di fare. Poi le leggo anche un messaggio, ma le leggerò più tardi, di un nostro telespettatore, magari anche uno spunto interessante. Quali altri danni ci sono stati? Beh, sostanzialmente ci sono due grandi altri punti da analizzare. Uno è la foce del tagliamento, in cui l'erosione che era già in atto e per cui era già previsto e programmato l'intervento della Regione che stava per essere cantierizzato, sarà ancora più impellente perché c'è stata un'erosione di ulteriore 5 metri che hanno spostato la sponda sinistra del fiume Tagliamento proprio vicino alla foce, a confine con il ristorante La Vecchia Finanza, di conseguenza andando quasi a creare veramente un problema di pericolo rispetto al campeggio adiacente. So che la Regione aveva già cominciato a cantierizzare l'opera, in settimana dovrebbero arrivare le prime parancole, l'escavatore è già in opera, a seconda di quelle che saranno le condizioni meteo, prevediamo un immediato inizio di questo tipo di cantiere. E poi?
E poi abbiamo il problema della litoranea veneta, ovvero il canale di Bevazzana con la propria arginatura che risale ai primi anni del 1900, ha avuto dei punti con delle infiltrazioni, ci sono delle trafilazioni di acqua che nel momento dell'altissima marea ci hanno spaventato e hanno generato un intervento coordinato del consorzio di bonifica insieme al Comune di Legnano Sabbiadoro e alla protezione di Legnano Sabbiadoro per mettere in sicurezza proprio nella giornata del 14 e del 15 scorsi l'area che è vicino all'abitato edificato nei pressi dell'area di Bevazzana, che è sita nel comune di Latisana. Naturalmente si è steso un telo con una serie di sacchi proprio in quello che è il sedime del canale, si è cercato di fissare e fare in modo che questa trafilazione di acqua si fermasse, diciamo. Oggi abbiamo portato proprio il presidente Federica e il vicepresidente Riccardi insieme al presidente del consorzio in loco per cercare di capire l'entità anche di questo potenziale danno. Senta, io non sono un esperto di questo, ma mi pare che sia anche un intervento intelligente da parte di questo telespettatore che ci scrive: buonasera, copiare, dice, il modello Regione Marche Abruzzo con delle massicciate per salvare la spiaggia senza ogni anno sprecare fondi per il ripascimento. Non lo so se può essere intelligente o meno, almeno io lo giudico comunque un'iniziativa da parte di un cittadino che dice adottiamo un metodo che fanno anche da altre parti. Non so se voi state studiando delle tecniche a questo proposito. Diciamo che l'ingegneria idraulica è una scienza che è in continua evoluzione ed è molto difficile capire veramente come ci si possa salvare rispetto agli eventi così catastrofici ed intensi. Negli ultimi anni si è realizzato quello che è un tipo di ripascimento dolce, cioè la best practice, l'idea di dragare i canali che devono restare navigabili e utilizzare il sedime una volta analizzato per appunto ricostituire la spiaggia. L'idea di interventi del genere sono interventi che sono molto più impattanti, non sappiamo effettivamente che cosa possono andare a creare, potrebbero creare un ripascimento in un'area e invece danneggiare un'altra area. Dunque in realtà questi tipi di interventi negli ultimi anni non vengono realizzati in maniera così importante. Allo stesso modo i comuni, tutte le spiagge del litorale veneto stanno affidando uno studio per avere un'idea di cosa possa succedere, quali che siano diciamo, i riscontri rispetto a questi fenomeni erosivi in tutto l'Alto Adriatico. Hanno proposto anche al Comune di Legnano Sabbiadoro di Raddo di partecipare a questo studio per mettere a sistema, per mettere in rete naturalmente tutto il Nord Adriatico, perché una cosa realizzata a Bibione potrebbe causare magari un danno a Legnano Sabbiadoro, dunque è un'idea generale che può essere vincente. Ecco, intanto ci stanno arrivando anche altri messaggi. Ci chiede quest'altro cittadino, dice: vorrei fare una domanda al vice sindaco di Lignano, appena arrivato il messaggio, perché voi sindaci della Bassa e della Costa non fate una protesta alla Regione nei confronti dei vostri colleghi sindaci dei comuni ubicati lungo il tagliamento, che si diano da fare nel tenere pulito l'alveo e gli argini dello stesso per evitare queste spese in questi eventi di maltempo? Perché questa è una domanda abbastanza tosta, questa è una vecchia questione. 30 anni, 40 anni fa ormai. Beh, devo dire che in questa settimana che è tuttora attuale. In realtà noi abbiamo avuto vari elementi, no? Perché abbiamo avuto un'altissima marea con una mareggiata di scirocco, abbiamo avuto l'acqua che è penetrata dall'argine perilagunare, la piena del tagliamento e poi delle fortissime precipitazioni. Di conseguenza sono vari gli elementi che hanno causato veramente noie, l'allerta e l'allarme nella città di Legnano Sabbiadoro. Proprio oggi ne parlavamo, perché la questione del tagliamento è una questione che non può essere rimandata ed è una questione che va presa in mano immediatamente anche con la regione contermine. Si parlava di bacini di laminazioni anche. Esattamente, ci sono queste proposte da anni che vengono naturalmente sostenute da una parte dei comuni che stanno verso la foce del tagliamento e invece vengono combattuti da comuni che sono nella zona più a nord. In realtà bisogna cercare di fare dei discorsi seri con un bacino più ampio che non è solo quello della regione Friuli Venezia Giulia, ma anche con il Veneto per, come dicevo prima, fare uno studio generale e trovare veramente una soluzione
soluzione che sia definitiva e tappi quello che è un problema che ormai dal 66 continua a essere, ogni qualvolta c'è una pioggia eccessiva, un problema molto sentito nella Bassa Friulana. Tant'è che anche il sindaco di Dignano in un'intervista nostra ha detto no a questi bacini, insomma, piuttosto bisogna pulire, sghiaiare, insomma, per cercare di evitare, dopo che il tagliamento si trasformi in un fiume che sta diventando sempre più pericoloso, perché appunto non è abituato probabilmente a queste portate. Ma spesso io lo cito come il fiume meno antropizzato d'Europa, di conseguenza è una risorsa naturale incredibile, però la risorsa naturale deve essere anche gestita dall'uomo, perché altrimenti la risorsa tende a ritorcersi contro l'uomo, dunque bisogna bilanciare queste due esigenze in modo che la sicurezza e allo stesso tempo tutti quelli che sono i temi di rispetto ambientale vengano sicuramente ottemperate e rispettate. Senta, quanto deve ringraziare i suoi uomini della protezione civile a proposito? Quanto vi hanno dato una mano? Immagino che lei abbia perso ore di sonno, però ricordiamo quanto è virtuoso questo modello in Friuli Venezia Giulia. Ma sicuramente dal terremoto del 76 è entrato nel DNA del popolo friulano. Devo ringraziare veramente tutti i volontari della protezione civile che hanno rinunciato ad ore di lavoro, si sono presi ferie, hanno preso permessi, hanno fatto delle nottate insonni a vigilare tutte le aree che erano compromesse durante questa settimana di rischio idraulico, di rischio di pioggia, di tagliamento, di piena del tagliamento, dunque veramente un atteggiamento da modello, da persone che hanno un senso civico importante, da persone che naturalmente si sentono parte di una squadra. Naturalmente devo ringraziare anche quelle che sono tutte le altre forze dell'ordine che hanno partecipato al COG, dunque partendo dalla polizia locale alla capitaneria di porto, è stato veramente prezioso l'apporto di questi corpi, insieme alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri che hanno creato veramente un corpo unico di pattugliamento della nostra località, insieme a tutti i settori dei lavori pubblici e giardinieri del comune di Lignano Sabbiadoro. Senta Marosa, negli ultimi 2 minuti che ci rimangono, Lignano però non è solo stagione estiva, è anche sport, abbiamo visto quanti eventi che state portando avanti, concerti, insomma si può andare avanti anche d'inverno, anche d'autunno, d'inverno poi adesso c'è anche l'inaugurazione del presepe, quindi oltretutto arriverà anche tantissima gente. Esattamente, Lignano è una città che può essere vissuta veramente 365 giorni all'anno, un ambiente naturale incredibile che può essere duro come si è dimostrato in questi giorni, ma allo stesso tempo una vera e propria palestra a cielo aperto, un ambiente che ti invoglia a correre, che ti invoglia andare via con la bicicletta, che ti voglia ad andare a pagaiare nel mare quando fermo, magari senza le sciroccate, che è più adatto a sport estremi come il kitesurf, il windsurf e quant'altro. L'idea di creare veramente un palinsesto di eventi sportivi che duri tutto l'anno. In questi giorni si concluderà il campionato autunnale con le regate, con le flotte che proprio nel prossimo weekend termineranno il campionato autunnale. Partirà il 30 di novembre e per il 1° e 2 di dicembre un convegno che riguarda la tappa della Coppa Italia di apnea. Avremo anche Umberto Pellizzari presente in Jetor, in Bella Italia, dunque avremo anche voglio dire, un one man show presente a Lignano Sabbiadoro. Il Natale del Mare verrà inaugurato il 30 di novembre, dunque l'idea veramente che la città sia viva non solo rispetto ai turisti ma rispetto anche a una comunità per la quale si organizzano sempre di più delle progettualità che hanno come finalità quella di divulgare dei valori, i valori dello sport, i valori che tendono a proteggere e a rendere resilienti i giovani. Naturalmente ne abbiamo già parlato in altre puntate, in altre trasmissioni su Telefriuli e continuiamo a lavorare in questo senso. Sogno da vice sindaco, le chiedo l'ultima cosa nell'ultimo minuto, qual è il progetto che vuole portare avanti? Beh, adesso ci stiamo concentrando naturalmente nei lavori pubblici, io mi sto occupando dello skate park che spero diventi una realtà nel prossimo anno, insomma l'affidamento alla progettazione è in fase avanzata, stiamo per approvare il definitivo e poi l'esecutivo in giunta, spero di realizzare il prossimo anno uno skate park in collaborazione con la sarebbe? In quello che è il centro giovanile Lab Park, l'abbiamo fatto in modo che strizzi l'occhio sia alla comunità e sia allo sport, che nel 2020 sarà uno sport dimostrativo olimpico, dunque la doppia valenza, comunità e sport ad alto livello. Quindi la possibilità di pubblicizzarlo sul traino appunto di Tokyo 2020, portarlo avanti come pubblicità, della promozione di questa città. La Regione vi dà una mano in questo?
Ma la Regione a promuovere? Ha dimostrato, diciamo, con la presenza anche durante queste giornate negative la propria vicinanza. Naturalmente noi cerchiamo di impegnarci con quelli che sono i fondi comunali. Che sono sempre di meno. Purtroppo andiamo a concertare anche con la Regione, naturalmente, perché questo è uno dei nostri compiti istituzionali. Ricordiamo che Lignano Sabbiadoro è la 6ª località in Italia a livello di presenze turistiche e muove veramente un indotto impressionante non solo per la Bassa ma per tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Competizioni con Bibbione non c'è più? Ma l'indirizzo negli ultimi anni è quello di promuoversi in maniera congiunta, di conseguenza dopo l'X River che ha permesso un'unione anche fisica delle due città, l'idea di poterci sentire, di poterci confrontare, di poter sviluppare anche un calendario che sia comune, ognuno con le proprie peculiarità e le proprie caratterizzazioni, diciamo, è quello che sta avvenendo in questi giorni. Marosa, le auguro un buon ritorno a casa e possibilmente di non scendere tante volte in strada a pulire, a sghiaiare, ad aiutare i cittadini per quanto riguarda appunto il maltempo, sperando che sia clemente anche nei prossimi giorni, visto che non so quanti eventi è riuscito ad affrontare in questi 2 anni e mezzo, un bel po' immagino. Ma diciamo che già dalla prima estate, no, i colpi di vento, la sorta di alluvione dell'11 settembre 2017, li ha contati banco tutti. Di pro, li ha contati tutti. Diciamo che li ho tutti in testa, ecco, diciamo. Bene, Screenshot torna domani sempre alla solita ora, grazie, arrivederci. Buonasera.